Paolo Campanati, allenatore dell'Azzurra Novara, quante partite in una questa sera al Palasport Dorando Pietri? Sì, è stata una partita veramente combattuta e accesa, un po' di rammarico perché era la nostra occasione per staccarci di 4 punti dalle seconde, e invece così ci siamo raggruppati tutti, 4 squadre alla distanza di 1 punto e non ci nascondiamo, il desiderio sarebbe quello di provare a fare il salto e diventa duro, cioè non possiamo sbagliare più niente. Ti devo riassumere la partita così a mente ancora calda, mi ha sbagliato veramente troppi gol davanti al portiere, gol che bisognava segnare assolutamente, e tantissime ingenuità, quindi falli che bisognava assolutamente evitare, tiri che bisognava assolutamente evitare, quindi questo è un po' il riassunto. Forse con una testa un po' diversa, un po' più di ragionamento, un po' più di equilibrio, sarebbe finita in modo diverso. Eppure io anche in telecronaca ho detto un Azzurra Novara che sembrava comunque in controllo della partita, anche a mio parere nel secondo tempo. È stato il gol del 3-2 che forse ha un po' destabilizzato a livello mentale i suoi ragazzi e di conseguenza poi permesso la rimonta vincente alla BDL Minimotor Correggio. Potrebbe essere questo il momento che ha svoltato la partita in favore della squadra di casa? Sì, ci sta che mentre giochi chiaramente la stanchezza, un po' meno di ossigeno, certi ragionamenti non riesci più tanto a farli e magari ti viene la voglia di rimettere la partita sui binari giusti subito. Sicuramente quello ha influito e ci ha portato a fare delle scelte poi durante la partita che sono state deleterie, ti ripeto, quali andare a cacciare in zone che non ci serviva a niente, tiri addosso che non era il caso che facevamo, perché tanto comunque il risultato era ancora dalla nostra parte, insomma. Adesso mancano poche giornate alla fine del campionato, come diceva giustamente Paolo Campanati, 4 squadre in 1 punto per il primo posto. Vista da fuori sicuramente un campionato veramente bello e veramente avvincente. Cosa servirà secondo lei per arrivare primi, oltre ad avere, immaginiamo, 1 punto in più della seconda in classifica? No, serve che ritroviamo quella sicurezza e quella tranquillità di gioco che abbiamo avuto in altre partite e in altre occasioni. Serve ragionare e stare tranquilli e sprecare il meno possibile. Le qualità per risolvere le partite davanti alla porta le abbiamo, le qualità per risolvere le partite da fuori le abbiamo, ma bisogna andare a ricercarle con calma e tranquillità, cosa che stasera ci è un po' mancata forse. Grazie a Paolo Campanati, in bocca al lupo all'Azzurra Novara. Grazie a voi, Crepi.